Ennesima rapina a Trieste, stavolta la vittima un giovane triestino 22enne. Secondo la denuncia, 2 stranieri gli avrebbero puntato il coltello a un fianco e preso il cellulare. Dopo quella di Sterpina, attesa per la prossima udienza di incidente probatorio per nuove analisi sui reperti del caso Resinovic. La difesa di Visentini intanto può accedere ai fascicoli della procura. Alzati i livelli di allerta alla base militare statunitense di Aviano a causa della guerra con l'Iran. Il governatore Fedriga però predica calma, nessun segnale di pericolo, niente panico. Lo scavo urgenze per riparare una condotta idrica manda completamente in tilt il traffico in viale Miramare, code chilometriche in uscita da Trieste. A Trieste in via Udine un nuovo palazzo di 10 piani scatena polemiche tra i residenti e la politica. È un ecomostro che deturpa il territorio e le voci dei cittadini di adesso Trieste. Le acque del Friuli Venezia Giulia godono di buona salute. Questo è il risultato del monitoraggio di Goletta Verde, la storica compagna di Lega Ambiente che ha appena iniziato il suo viaggio. La nostra intervista a Davide Comuzzi, tecnico delle luci dello spettacolo del Cirque du Soleil, più di 50.000 biglietti venduti, più di 23.000 gli spettatori che hanno già assistito allo show. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele4. Ennesima rapina a Trieste, stavolta la vittima è un giovane triestino di 22 anni. Secondo la denuncia, 2 stranieri gli avrebbero puntato il coltello a un fianco e preso il cellulare. Vediamo. Non si ferma la scia di rapine a Trieste. Non solo i commercianti sono tormentati e sempre in allerta, ora si rischia pure passeggiando per strada la sera. L'ennesimo episodio violento, secondo la denuncia della vittima, un ragazzo triestino di 22 anni, risale alla serata di venerdì scorso. Il giovane stava passeggiando lungo Passo Pecorari, zona centralissima della città, a 2 passi da Viale 20 Settembre e Piazza San Giovanni. Mentre camminava, il malcapitato è stato raggiunto da 2 persone, descritte come cittadini stranieri. Uno di questi ha estratto un coltello, l'ha puntato al fianco del 22enne, facendosi così consegnare il cellulare. I 2 poi sono scappati. Il giovane, comprensibilmente molto scosso dopo la rapina, è tornato a casa e l'indomani, assieme alla madre, ha formulato la denuncia ai carabinieri di via Ermet. I militari dell'Arma stanno già visionando le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona alla ricerca dei 2 malviventi responsabili della rapina. Quest'ultimo episodio, come detto, è solo l'ultimo di una serie. Fra rapine e furti con spaccata, le forze dell'ordine sono sempre più impegnate nella caccia a individui violenti. Solo pochi giorni fa la rapina ai danni della sala slot NetWin in via Giulia. In quel caso il bottino consisteva in banconote per un totale di 1.000 euro. Gli autori del colpo, un uomo e una donna, si trovano ora in carcere al Coroneo. Ancora una notizia di cronaca, purtroppo parliamo di un incidente mortale, lo facciamo attraverso il sito web della testata Il Piccolo. Si schianta con la moto contro un palo a Gorizia, è morto giovane di 23 anni. L'incidente è avvenuto vicino alla Casa Rossa dove il giovane lavorava, incuriosito dalla moto di un goriziano se l'era fatta prestare per un giro, poi lo schianto fatale, infatti lo vediamo anche dalla testo dell'articolo. 23enne deceduto attorno alle 16 di oggi dopo una caduta in moto in via Blaserna a Gorizia, a pochi passi dal palco della Casa Rossa dove sono in corso i preparativi per il concerto dei Massive Attack, preparativi in cui è stato coinvolto anche lui. Il ragazzo infatti lavorava per una società di facchinaggio e sicurezza coinvolta nell'organizzazione degli eventi in corso a Gorizia. Poi il giro in moto, lo schianto contro un palo, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Caso Resinovic, la procura scava alla ricerca di prove e la difesa raccoglie il materiale d'indagine grazie agli incidenti probatori. Si attende il via libera per il prossimo, quello sul riesame dei reperti voluto dal pubblico ministero Ilaria Iozzi. Beh, niente, non posso dirlo, se mi hanno raccomandato di non dirlo. Ma sì, ma è anche giusto. Il procuratore e il giudice in persona. Chi si aspettava novità rispetto a quello che già sappiamo dall'udienza di incidente probatorio di Claudio Sterpin è rimasto deluso. Al di là del riserbo assoluto che vige, le 5 ore di domande all'86enne sul caso della morte di Liliana Resinovic scrivono nero su bianco la testimonianza di chi, a detta sua, ha determinate convinzioni su cosa sia successo quel 14 dicembre 2021. Ma l'ordine è stato dato, c'è il segreto investigativo, bocche cucite. Ma è giusto così, insomma, dai. Ti aspettavi tutte queste domande, Claudio, oggi, stamattina? Ma non c'erano tante granché, hanno ripercorso tutto il fatto e
le domande non ci sono. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è l'unico indagato per la morte della moglie. Ilaria Iozzi, pubblico ministero, è convinta che sia stato lui a uccidere la 63enne di via Verrocchio, come formulato proprio nella richiesta di incidente probatorio. Dopo aver aggredito all'interno del parco dell'ex OPP in prossimità di via Vais al Civico 21 la propria moglie con afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, ne cagionava la morte avvenuta mediante soffocazione esterna diretta. Così recita il testo. È atteso ora, a giorni potrebbe arrivare la decisione, il via libera per la prossima udienza di incidente probatorio, depositata ancora dal pubblico ministero Iozzi, che chiede nei famosi 15 punti nuove analisi sui reperti del caso. Focus su elementi piliferi, i sacchi neri che avvolgevano Liliana, il materiale sotto le scarpe, i cordini, i fili di tessuto rinvenuti sul cadavere e il braccialetto greco, ma anche accertamenti genetici, merceologici e delle impronte. Praticamente un riesame completo, ma da eseguire in sede di incidente probatorio. Una garanzia per tutte le parti e di fatto un vantaggio per la difesa. Gli avvocati di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, potranno accedere al materiale raccolto dalla procura che sta procedendo contro Sebastiano. Dopo l'ennesima truffa, stavolta ai danni di una scuola, il Comune di Trieste scende in campo, diffidate da chi si spaccia per operatore del Comune e chiede denaro, si legge in una nota emessa nel pomeriggio. Diffidate delle telefonate da parte di chi per conto dell'amministrazione chiede pagamenti di somme di denaro. Il Comune di Trieste interviene con una nota dopo che l'Istituto Maria Ausiliatrice di Via dell'Istria è rimasto vittima di un raggiro. Stamani 2 persone si erano presentate alla segreteria della scuola come emissari di Palazzo Sipario, convincendo poi la segretaria dell'istituto ad effettuare un bonifico di poco inferiore ai 5.000 euro, altrimenti non prenderete più i contributi scolastici. I due hanno fatto poi perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri di Via dell'Istria in seguito alla denuncia presentata dalla stessa segretaria raggirata. Il Comune poi, nella stessa nota, ricorda ai cittadini di non far entrare in casa persone che dichiarano di essere dipendenti dell'amministrazione comunale e chiedono somme per sanare presunte irregolarità fiscali. In caso di dubbi, precisa sempre Palazzo Sipario, e di perplessità, è meglio chiamare sempre le forze dell'ordine. Niente allarmismi, attenzione massima, ma nessun pericolo evidente per le basi militari statunitensi in Italia. Parla il presidente della regione Massimiliano Federiga, che poi si sofferma ad analizzare il documento programmatico di governo che verrà illustrato in aula in Consiglio regionale domani. Infine il governatore commenta le polemiche per la partita di calcio Italia-Israele, di nuovo ospitata a Udine. Ad oggi non c'è indicazione di alcun tipo di pericolo o rischio per le basi americane presenti sul territorio nazionale. Ovviamente è una situazione che deve essere continuata ad essere monitorata e il governo sta lavorando in questa direzione. Niente allarmismi, però massima attenzione. L'innalzamento del livello di sicurezza alla base americana di Aviano, con controlli potenziati all'ingresso nel perimetro della struttura militare, è sicuramente un atto dovuto dopo i bombardamenti degli Stati Uniti sull'Iran. Sale l'allerta terrorismo, ma non c'è alcun segnale di pericolo che possa coinvolgere la base militare statunitense sul territorio italiano. Ad ogni modo, in prefettura Pordenone è stato convocato il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nulla va lasciato al caso ed è facile prevedere un'intensificazione della sorveglianza. Non solo tensioni internazionali, Federiga ha anche parlato della mozione di centrodestra che chiude la crisi di maggioranza depositata ieri sera e che verrà presentata in aula di Consiglio regionale domani. Il governatore del Friuli Venezia Giulia porrà la questione di governo, leggasi la fiducia. Su una mozione così importante che testimonia la volontà di andare avanti insieme, penso sia necessario che si ponga la questione di governo. Secondo il documento, Federiga è riconosciuto come garante e arbitro della coalizione. Si andranno a toccare tematiche di ogni assessorato per accelerare su certe questioni, come la nuova legge elettorale per le province. Si parla di sanità, il punto d'avvio della crisi, si chiede un cambio di passo sulle infrastrutture per rivedere il piano paesaggistico regionale. Questi sono solo alcuni dei punti della mozione programmatica di governo al voto il 1° luglio. Un impegno a prendere atto che tutte le scelte dovranno scaturire da un ampio confronto nella maggioranza. E su questo ovviamente vogliamo continuare a lavorare negli anni a venire, perché i numeri testimoniano. Anche adesso abbiamo proprio come giunta presentato il DEFR, testimoniano gli ottimi risultati del Friuli Venezia Giulia con una crescita importante
a favore delle nostre imprese, dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori, e questo ci permette di continuare ad garantire i finanziamenti per tutte le iniziative strategiche della Regione. Infine Fedriga ha commentato la scelta della federazione di ospitare nuovamente a Udine la partita di calcio Israele-Italia, decisione che ha scatenato polemiche. Ed anzi, lo sport ha sempre favorito l'incontro e il dialogo, e vedere che quando ci viene assegnato comunque l'onore di ospitare la nostra nazionale nella nostra regione a Udine ci siano l'ennesima polemica orchestrata da una parte politica, la vedo come qualcosa che non favorisce il dialogo, che favorisce anche l'incomprensione e lo scontro. 251 anni di storia, impegno e legalità. La Guardia di Finanza e Friuli Venezia Giulia celebra l'anniversario della fondazione del Corpo. Tra i temi al centro della cerimonia, la lotta all'evasione, il contrasto al lavoro nero e il ricordo dei caduti. Dove la vittoria le porga la chioma. E con l'inno nazionale che la Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia ha celebrato il 251esimo anniversario della fondazione del Corpo, ricordando anche i 60 anni del soccorso alpino e il centenario degli sciatori delle Fiamme Gialle. Dal 1 gennaio dello scorso anno oltre 30.000 interventi sul territorio, 5.000 pattuglie, 63.000 turni di vigilanza doganale, 180 operazioni di soccorso alpino che hanno salvato 250 persone. Il generale Fabrizio Nieddu, comandante regionale, ha ricordato i caduti del Corpo, i 97 militari delle foibe, i 3 finanzieri del soccorso alpino e Carlo Legrottaglie tra le altre forze di polizia. Importanti anche i risultati nel contrasto all'illegalità economica, oltre 1.100 lavoratori irregolari scoperti, 260 evasori totali, 130 milioni di euro sequestrati, una criptovaluta illecita smantellata. È una regione che è sostanzialmente connotata da un diffuso senso della legalità e che con ogni buona approssimazione è capace di respingere già per indole l'illegalità. Ma questo non significa che non si debba prestare particolare attenzione, soprattutto con quella che è una connotazione della Guardia di Finanza particolare, che è quella dell'attività di prevenzione, di vigilanza, controllo e quindi di prevenzione di eventuali fenomeni illegali. Per l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, la collaborazione con le forze dell'ordine è costante e strategica per tutelare una regione virtuosa ma non immune dai rischi di infiltrazioni. La sottosegretaria Sandra Savino ha definito la Guardia di Finanza un presidio insostituibile per la sicurezza e la legalità. Ci sono dinamiche diversificate ed è per questo che il lavoro della Guardia di Finanza è un lavoro molto importante, anche perché la Guardia di Finanza ha sviluppato delle competenze al passo con i tempi, quindi ci sono tematiche anche particolari, dinamiche che riguardano temi come le criptovalute, temi che riguardano l'informatica, quindi oltre al lavoro normale, diciamo, quello che riguarda le frodi, l'evasione, ma ci sono anche questi temi che sono molto particolari, molto attuali, e anche qui questa competenza permette appunto di far fronte a questi nuovi reati. Causa lavori urgenti su una condotta idrica in viale Miramare, da ieri è stato istituito un senso unico alternato all'altezza di salita di Ceda San Mare. 4 giorni circa la durata dei lavori, lunghissime file questa mattina di veicoli in uscita da Trieste. C'è uno scavo urgente di Acegas APS Anga per intervenire sulla condotta idrica, uno scavo che insomma non si può prescindere da esso, bisogna assolutamente intervenire. È iniziato ieri i lavori, continueranno per tutto oggi, per tutto domani e dopodomani, quindi insomma 4 giorni di lavori per garantire il ripristino della condotta idrica. Per questo motivo c'è tutto questo traffico e alcune persone si lamentavano, giustamente magari non sapendo il perché. Bisogna portare pazienza per i prossimi 3 giorni perché questa riparazione s'ha da fare. Quindi diciamo la nostra funzione qui è proprio quella di rendere noto quanto sta succedendo, sono code chilometriche perché è un senso unico alternato, quindi c'è un semaforo che fa passare certi veicoli e poi quelli che vengono dalla parte opposta. Naturalmente essendoci più traffico in questo momento in uscita da Trieste è chiaro che è qui che c'è il problema sulla corsia di destra andando verso il castello di Miramare, mentre sulla corsia di sinistra è un po' più scorrevole, anche perché è vero che è un senso unico alternato, però c'è meno gente che sta entrando in città, invece tanti pendolari stanno andando fuori. Questa è la situazione. Noi non riusciamo ad andare a mostrarvi lo scavo perché non riusciamo ad arrivare neanche noi con l'auto. Immagino anche la difficoltà di raggiungere
Barcola, perché davvero ci si mette molto tempo partendo già dalla stazione dei treni di Trieste. Questa è la situazione che vi mostriamo, questo è il motivo, lo scavo urgente per una condotta idrica per riparazioni che determinano questo incredibile traffico in viale Miramare, tutta Barcola fino al castello e probabilmente anche oltre. Dunque in città Trieste un nuovo palazzo di 10 piani in via Udine sta scatenando polemiche tra i residenti e la politica. Questa mattina i consiglieri di Adesso Trieste hanno organizzato una conferenza stampa per denunciare un intervento edilizio fuori misura, possibile grazie a una serie di deroghe urbanistiche contestate ai servizi. Un nuovo edificio di 10 piani in via Udine tra Roiano e Scorcola sta facendo discutere residenti e opposizione. Alto 34 metri, spicca tra gli altri palazzi del quartiere, in una zona dove solitamente anche piccoli interventi sono soggetti a vincoli. Questa mattina alle 9 i consiglieri di Adesso Trieste hanno organizzato una conferenza stampa proprio sotto l'edificio per denunciare quello che definiscono un intervento fuori scala e fuori contesto. Noi abbiamo fatto il lavoro che deve fare una circoscrizione, cioè raccogliere le istanze, le proteste delle persone che vedono questo ecomostro alle nostre spalle, sia dal punto di vista della parte anteriore che posteriore, quindi via Udine, via Tor San Piero e via Cordaroli. Secondo il gruppo la costruzione è il frutto di un utilizzo forzato delle deroghe previste dal piano casa, una legge regionale che consente ampliamenti anche consistenti, ma che nei centri storici dovrebbe valere solo in casi specifici autorizzati dal comune. Nel 2018 però una modifica approvata dalla maggioranza di centrodestra ha reso possibile applicare il piano casa anche a edifici storici, come quello che sorgeva al civico 67-69 di via Udine. Un passaggio normativo che secondo Adesso Trieste apre la strada a operazioni che rischiano di alterare l'identità della città. Vanno sicuramente cambiate delle norme che sono ingiuste, perché giustamente la cittadinanza si indigna di fronte a una situazione nella quale per cambiare un infisso c'è bisogno di seguire delle regole giustamente stringenti per mantenere la qualità di un'area tutelata, e poi di fronte a quelle stesse finestre viene innalzato un edificio di 34 metri senza alcuna considerazione nei confronti del contesto. A far discutere anche l'aspetto economico, nonostante i 7 nuovi piani, l'intervento non ha previsto contributi di costruzione. Grazie a una combinazione di norme regionali, la superficie imponibile è rimasta sotto il 20% di aumento, anche trasformando il piano terra in parcheggio. Il caso di via Udine solleva dubbi sull'efficacia della pianificazione urbanistica e preoccupazioni per possibili effetti simili in altre aree della città. I luoghi simbolo delle tragedie abbattutesi sulle nostre terre dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati al centro della visita odierna di un gruppo di ragazzi provenienti da tutta Italia. L'iniziativa è organizzata dall'Agenzia Italiana per la Gioventù. È un ente pubblico vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo particolare dal Ministro delegato in materia di politiche per la gioventù, che in questo momento è il dottor Andrea Bodi. Noi ci occupiamo in maniera trasversale di politiche per i giovani e in modo particolare gestiamo in Italia il programma europeo Erasmus+, capitolo Gioventù e Sport, e il programma Corpo Europeo di Solidarietà. Federica Celestini Campanari, che ne è la Presidente, così spiega il lavoro dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. Fra le iniziative particolarmente significativa quella che oggi ha portato 59 ragazzi ed alcuni accompagnatori prima a Re di Puglia, poi alla Foiba di Basovizza, quindi nel pomeriggio a visitare il Museo Istriano, il Magazzino 26 e la Risiera, ovvero i luoghi che definiscono storicamente, per quel che riguarda il secolo scorso, il nostro territorio. Un pellegrinaggio che appunto inquadra quelle tragedie nella loro interezza, con lo scopo di arrivare ad una sorta di pacificazione. E sappiamo bene che questi temi anche in Italia sono ancora temi particolarmente sentiti, che creano comunque a volte dei sentimenti diversi nelle persone con le quali ci troviamo ad affrontare queste tematiche. Dall'altro lato comunque un sentimento di pacificazione anche europea, perché grazie all'appartenenza all'Unione Europea, che in questi 80 anni ha regalato pace agli Stati membri, anche l'Italia ha trovato una pacificazione con quelli che sono gli Stati che ci troviamo al confine, in modo particolare al confine appunto orientale, come la Slovenia, la Croazia e l'Austria. A rendere il viaggio e le visite particolarmente significative anche e per certi aspetti soprattutto la composizione stessa del gruppo. I ragazzi arrivano da tutta Italia, da nord a sud, sono stati selezionati attraverso una call pubblica, quindi il valore aggiunto di questa iniziativa è stata proprio la partecipazione volontaria. Loro hanno partecipato appunto ad una selezione.
La chiesa di Roiano era affollata questa mattina per l'ultimo saluto a Ewan Kanchan, il ragazzo di soli 17 anni morto dopo un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto per la rara patologia che aveva fin dalla nascita. Ewan aveva fatto uno stage a Tele4, il suo sogno era di lavorare in televisione e frequentava con grande profitto il corso audiovisivi dell'Istituto Galvani. Tanti gli amici e i compagni di scuola che hanno voluto salutarlo questa mattina nella parrocchia dei Santi Ermacro e Fortunato. Anche Tele4 si stringe in un abbraccio ai genitori di Ewan e a tutti coloro che gli volevano bene. Adesso ci fermiamo andiamo alle acque del Friuli Venezia Giulia che godono di una buona salute. Questo è il risultato del monitoraggio di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che ha appena iniziato il suo viaggio. La qualità delle acque in Friuli Venezia Giulia è buona, va posta particolare attenzione a fognature e depuratori per evitare un deterioramento della situazione. È il risultato dei campionamenti di Goletta Verde di Legambiente che ha iniziato la sua campagna 2025 proprio dalla nostra regione. I campioni sono stati prelevati in 10 punti della costa dai volontari di Legambiente nella giornata del 5 giugno. Il 100% è risultato entro i limiti di legge. Siamo molto contenti di poter dire che i 10 punti campionati in questa regione sono risultati tutti entro i limiti di legge. I monitoraggi sono stati fatti da volontari e volontarie della Legambiente lo scorso 5 giugno alle foci di fiumi, canali che percorrono la regione e poi appunto analizzati in laboratorio per valutare quello che è la concentrazione di batteri fecali, nello specifico enterococchi ed Escherichia coli. Questo perché questo tipo di batteri sono indicatori di fenomeni di scarsa o assente depurazione lungo tutto l'asta del fiume. In provincia di Trieste sono 3 i punti campionati, uno sul lungomare di Trieste, uno a Barcolo e uno a Sistiana Castelreggio. 3 punti monitorati in provincia di Gorizia, di cui 2 prelevati in mare a Marina Iulia e a Grado, il terzo presso la foce dell'Isonzo. La provincia di Udine comprende il territorio maggiore sulla costa. Qui sono stati effettuati 4 prelievi alle foci del fiume Stella, alla foce del Tagliamento a Lignano e presso lo scarico del depuratore sempre a Lignano. Il punto a mare è stato monitorato lungo la spiaggia di Sabbiadoro. I consigli che in realtà noi diamo da sempre, oltre a supportare comunque le amministrazioni nel miglioramento degli impianti, è anche quello che diamo a cittadini e cittadine di segnalare per esempio gli eventuali scarichi illegali che si possono a volte avvistare e fa parte anche questo della cittadinanza attiva, segnalare quello che pensiamo possa essere una criticità per l'ambiente. Ora sì che ci fermiamo per la pubblicità, una breve pausa, torneremo tra poco con altri servizi. Ben ritrovati col telegiornale di Tele4. A Trieste il campo di basket di Servola è stato rinnovato e intitolato a Sveva, una bambina scomparsa troppo presto ma ricordata per la sua grande passione per questo sport, un gesto che unisce memoria, sport e speranza per i giovani della città. Nel cuore di Servola il campo di basket dell'area dell'ex cinema è stato rinnovato e dedicato a Sveva, la bambina triestina scomparsa prematuramente nel settembre del 2019 dopo aver combattuto con coraggio contro un tumore al rene diagnosticato nel maggio 2018. Sveva non era solo una giovane guerriera ma anche una grande appassionata di basket, uno sport che amava con tutto il cuore. Oggi è una giornata di festa per Servola ma soprattutto per la servolana. Andiamo a inaugurare il campo di basket completamente riqualificato. Il comune dopo non poche difficoltà è riuscito a portare a termine questa bellissima opera. 180.000 euro di investimento dove è stato riqualificato veramente tutto. Da oggi il campo è utilizzabile dalla Servolana che con i suoi tanti iscritti ne farà sicuramente un bellissimo uso, ne siamo convinti. È un momento di festa anche per la famiglia della piccola Sveva. Sveva è una bambina che è morta prematuramente, i genitori sono delle persone speciali che hanno creato l'associazione Io Tifo Sveva e questo campo viene oggi dedicato a lei con un atto veramente di gioia per il futuro della vita di questi bambini e con un pensiero ovviamente ai bambini che stanno ancora soffrendo. L'intervento di manutenzione straordinaria finanziato con 180.000 euro del programma comunale dedicato agli impianti sportivi ha previsto il rifacimento completo della pavimentazione e la riqualificazione dell'area circostante, rendendo il campo più accessibile e accogliente per tutta la comunità. I lavori affidati all'impresa triestina Pittini sono iniziati nell'agosto 2024 e si sono conclusi a fine maggio di quest'anno, nonostante qualche ritardo dovuto alle condizioni climatiche. Questa intitolazione vuole essere un omaggio affettuoso a
sveva e un segno di speranza per tutte le giovani generazioni, un invito a vivere lo sport con passione e a non arrendersi mai, proprio come ha fatto lei. Qualche giorno fa il Partito Democratico di Muggia aveva richiesto chiarimenti sulla viabilità a servizio del futuro terminal Adriaport. Ieri è arrivata la risposta dell'autorità portuale che, secondo il capogruppo Bussani, conferma i timori di una pesante incidenza sul traffico locale. Chiedevamo di confermare quel che era previsto nelle intese sottoscritte nel 2009 tra Comune di Muggia ed autorità portuale, e cioè che il traffico da e per il terminal Adriaport non avrebbe interferito in alcun modo con il traffico locale. Queste le richieste da parte del Partito Democratico di Muggia di chiarimenti sulla viabilità a servizio del nuovo terminal Adriaport inviate a Comune, Coselag e Autorità Portuale. Quest'ultima, con il commissario Gurrieri, ha risposto nel giro di pochi giorni. Si conferma la volontà e la possibilità di rispettare il contenuto sostanziale delle intese sottoscritte nel 2009. Il traffico stradale da e per il terminal Adriaport non interesserà in alcun modo l'abitato di Aquilinea e quindi segmenti viari collocati nel comune di Muggia, utilizzando esclusivamente, a parte l'area di sistema di ingresso e uscita, la viabilità a 4 corsie situata nel comune di Trieste, a Via Flavia, in modalità e con volumi tali da non generare interferenze significative sulla fluidità del traffico. Il Partito Democratico ritiene invece che le interferenze con il traffico locale ci saranno, per tutti quelli che dalla zona industriale dovranno arrivare ad Aquilinea, a cui si accede esclusivamente passando per Via Flavia. Non potranno evitare inquinamento acustico e atmosferico, intasamenti e maggiori tempi di percorrenza. Mi si spiega come si immagina che i mugesani appaiano con le loro macchine dopo il ponte sul Rosandre e quindi trovino la strada libera. A nostro avviso questa cosa è grave. Quindi io invito tutti, e su questo cercheremo di coinvolgere anche il sindaco e la maggioranza, proprio perché su questi temi avevano la stessa nostra visione, a fare un'azione comune nei confronti dell'autorità portuale, del Comune di Trieste, della Regione, di tutti gli enti coinvolti per chiedere il rispetto di quanto concordato allora. Riconoscimento per l'imprenditore Franco Bazzara, il sindaco di Piazza, ha consegnato alla famiglia la medaglia bronzea della città questo pomeriggio nel corso di un informale incontro. Se da un lato i miei dipendenti hanno ben pensato di contattare il Comune, è anche vero che da parte del nostro sindaco c'è stata immediata la disponibilità a un premio che obiettivamente dà senso anche a 50 anni, a mezzo secolo di battaglie, combattimenti. Franco Bazzara riesce a nascondere la commozione ma certamente non l'orgoglio per il riconoscimento ricevuto questo pomeriggio dalle mani del sindaco di Piazza, anche forse e soprattutto perché l'idea della medaglia bronzea è arrivata dai suoi dipendenti. Un riconoscimento che premia una vita e un'azienda al servizio del caffè e di conseguenza della città, perché è vero che oltre al certosino e quotidiano lavoro su miscele ed aromi, la famiglia Bazzara mette se stessa e le proprie conoscenze al servizio di Trieste. Il nostro evento biennale, il Trieste Coffee Experts, porta in questa città numerosi tra i più grandi esperti in Italia e quindi al mondo nel settore del caffè. Che di Piazza abbia pensato di dare un riconoscimento al sottoscritto alleve anche il peso e la fatica di 50 anni che da un lato sono volati via perché sono stati compiuti in quella che è la città del caffè, la più bella città del mondo, e quindi è stato lieve. Dall'altro lato però 50 è un numero importante e pesano. Ci sono 2 triestini nel cast tecnico di Allegria in A New Light, lo spettacolo del Cirque du Soleil, a Trieste fino al 13 di luglio. Guarda caso entrambi nel reparto delle luci. Abbiamo parlato questo pomeriggio con uno di loro, Davide Comuzzi. Già più di 23.000 persone hanno assistito ad Allegria in New Light, lo spettacolo del Cirque du Soleil che resterà a Trieste fino al 13 luglio, per le cui recite sono già stati venduti più di 50.000 biglietti. Oggi pomeriggio i giornalisti e gli operatori hanno potuto dare un'occhiata dietro le quinte di uno spettacolo che sta conquistando il pubblico e venire a sapere, ad esempio, che 2 triestini fanno parte del cast tecnico dello show, Stefano Visentin e Davide Comuzzi. Abbiamo incontrato Comuzzi nel backstage fra le
prove degli acrobati e il riscaldamento degli artisti. Comuzzi, come del resto Visentin, ha un passato, nel suo caso piuttosto recente, fra i tecnici del Rossetti, il che equivale ad un curriculum di tutto rispetto. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare in questi anni con la crème dei tecnici e delle produzioni a livello internazionale, e questo sicuramente mi ha aiutato a capire come funziona questo mondo al di fuori della tradizione del teatro. Nonostante l'esperienza, nonostante le migliaia di spettacoli al suo attivo, Comuzzi è particolarmente emozionato, comprensibilmente, per essere dietro le quinte di questo spettacolo nella sua città. È un'emozione incredibile essere qui, avere l'occasione di lavorare con una compagnia di così alto livello e di aver portato appunto allegria a uno spettacolo forse il più iconico del Cirque du Soleil a Trieste, nella mia città. È un onore incredibile. In definitiva, è curioso che a Trieste uno spettacolo che cita la luce nel proprio sottotitolo si affidi ad un triestino per dar luce allo show. Mi occupo dal montaggio delle luci durante l'allestimento fino alla messa in scena e alla realizzazione effettiva dello spettacolo alla console. Trieste ha reso omaggio al mito di Michael Jordan con uno spettacolo mozzafiato. 800 droni hanno illuminato il cielo della città in un tributo visivo tra sport, emozione e innovazione. Uno spettacolo da batticuore ha acceso il cielo sopra Piazza Unità e Molo Audace. Le immagini, pubblicate sui canali web della testata locale City Sport, mostrano gli 800 droni che ieri sera hanno tracciato immagini aeree per celebrare il quarantennale dall'epica schiacciata di Michael Jordan, avvenuta nel 1985 nel Palasport di Chiarbola. Un'installazione visiva che ha tenuto migliaia di presenti con il naso all'insù, tra sorrisi, applausi e qualche lacrima di commozione. Il misterioso countdown, partito dall'imbrunire sui canali social della Pallacanestro Trieste, ha fatto crescere la curiosità, culminando poco dopo le 23 in un'esplosione di colori e figure mozzafiato. Il logo Jordan, una scarpa in volo, la silhouette stilizzata di MJ intento a schiacciare. Un mix di emozioni e ricordi con la folla entusiasta mentre il cielo si trasformava in una tela di luce. Dietro l'evento non solo l'omaggio a His Highness, ma anche un annuncio ad effetto. La Pallacanestro Trieste e Jordan Brand sembrano pronti a una partnership ufficiale, suggellando un'intesa che unisce sport, tecnologia e marketing in un'unica linea. L'hashtag Stay Tuned non è stato solo un teaser, è diventato promessa esaudita. E mentre i droni disegnavano stelle nel cielo giuliano, Trieste ha vissuto un momento che ha guardato al passato con nostalgia e al futuro con occhi pieni di ambizione. Ed è tutto per il nostro telegiornale, vi lascio all'approfondimento che faremo tra poco in compagnia del vice direttore Ferdinando Avarino.